Pronti a rispondere alla richiesta di aiuto dei capoluoghi veneti, mentre allo studio ci sono provvedimenti ulteriori a sostegno del reddito e dei settori più colpiti, come il turismo. Lo ha confermato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta in videoconferenza con i colleghi Achille Variati e Andrea Martella. Mi sembra importante dire che il governo ha davanti a sé con molta chiarezza i problemi che sono stati presentati. Siamo pronti a rispondere sul trasporto pubblico locale, per il quale sono stati stanziati una prima intervento di 600 milioni. Stiamo lavorando a un contributo significativo per i pagamenti dei debiti commerciali. Lavoro e reddito, confermata la cassa integrazione guadagni, aggiunge Baretta, che conferma il passaggio da 600 a 800 euro del bonus autonomi e sottolinea come sia allo studio un piano specifico per il turismo. Un intervento di sostegno al turismo che è fatto di ammortizzatori da un lato, ma anche di finanziamento, direi, della possibilità di poter usufruire di spazi turistici anche per le famiglie, anche in questa difficile estate che abbiamo di fronte. Attenzione alla lunga mano della criminalità organizzata sulle risorse messe a disposizione dal governo, ammonisce il sottosegretario all'interno Achille Variati. Ecco perché bisogna essere assolutamente tempestivi nelle erogazioni della liquidità per la liquidità delle imprese al fine di evitare queste infiltrazioni. Ma attraverso le prefetture ci saranno controlli stringenti. Questione scarcerazioni e controllo domiciliare che sta molto facendo discutere. Complessivamente in Italia sono stati attivati 5.200 braccialetti elettronici, ce ne saranno adesso altri 3.000. Per il Veneto i braccialetti elettronici attivati sono 164. Da parte sua, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, ha commentato i dati sull'occupazione in Veneto, 50.000 posti di lavoro persi dall'inizio delle restrizioni, e lo ha fatto rivolgendosi alla Regione Veneto. Mi auguro, come al solito lo dico con spirito costruttivo, che anche dalla Regione Veneto in questi giorni venga un piano per la rinascita economica. Vedo che altre regioni si stanno mobilitando, penso che il Veneto, oltre alla gestione dell'emergenza sanitaria, dovrebbe indicare qual è la strada che la Regione vuole mettere in campo per fare in modo che il nostro sistema produttivo, oltre alle scelte che sta facendo il governo, possa essere sostenuto.